Questa prima tappa di Montebelluna per noi è fondamentale proprio per la direzione verso la Val d'Astico. Successivamente, quando verrà completata anche per andare verso est, verso Trieste, sicuramente poi sarà il massimo dei massimi. Atteso da decenni, ora il collegamento veloce verso ovest diventa realtà, rivoluzionando una mobilità ormai cronicamente inadeguata. Da domani, venerdì 28 maggio, la tratta della superstrada pedemontana veneta fra Montebelluna e Bassano, 35 km dei circa 94 dell'intera opera, sarà aperta al traffico alle 3 del pomeriggio. In mattinata alle 11 il taglio del nastro al casello di Bassano Ovest con il governatore Luca Zaia, poi il primo viaggio augurale. Presenti gli amministratori del territorio, tutti rigorosamente sottoposti a tampone per un evento Covid-free. Celebrazione a parte, si guarda agli effetti concreti di un'arteria non più rinviabile. Le nostre imprese avranno dei vantaggi enormi, soprattutto nel ridurre i tempi di percorrenza, nel ridurre i consumi, anche perché chiaramente com'è attualmente la viabilità trova tantissimi blocchi semaforici, eccetera, e un inquinamento anche molto alto. Il cantiere è ora a 2/3 dell'opera per il collegamento con la 4 verso est, infatti bisognerà attendere il 2023. Nel frattempo Montebelluna diventa il casello capolinea per il primo cittadino, un'ulteriore opportunità per l'intera zona. Ovviamente con l'autostrada che ti arriva alle porte incrementerà proprio il commercio, il traffico di commercio generale per Montebelluna, ma non solo per il commercio ma anche per tutte quelle attività enogastronomiche importanti che ci sono nella nostra zona, penso qui al Montello. Opera attesa non solo dalle imprese ma anche dai cittadini. Ben venga questa veramente evviva Zaia! All'incirca io ho 20 anni che sento parlare di pedemontana. Quindi è un bel po', sì. È una bella notizia per agevolare il traffico soprattutto, quindi speriamo che poi nella Bassanese si diluisca un po' il traffico. Ottima notizia, finalmente, almeno così ci sarà molto meno traffico. Speriamo in una viabilità un pochino più tranquilla.